Allora, l'utilità del contributo che non abbiamo commentato e che ne abbiamo anche altri pronti, ma non faremo naturalmente in tempo a vedere, è proprio questa, per cui tante cose si possono fare se c'è anche un potere economico alle basi e che viene sempre più meno, per questo anche il discorso che si diceva prima, passaggio del testimone, ma attenzione, rivendicazioni che devono essere mantenute perché se guadagni di meno la pensione sarà ancora più bassa e potrai fare sempre meno cose. Rosanna Bettella, invece cose voi non riuscite a fare ugualmente sui vari territori, allo stato attuale almeno, con tanta energia e tanta voglia. Vediamo un po' Sì, veramente tanta energia e tanta voglia. Comunque volevo ricordare che qua mancano due province ce ne eravamo accorte. che sono Verona e Belluno perché non potevano, insomma, oggi non potevano essere presenti. E la responsabile di Verona è Lorisa Vaccari, mentre la responsabile di Belluno è Diana Perli. E anche in questi due territori, insomma, si sono fatte varie iniziative. A Belluno una serie di film per la prima volta si sono cimentate con questo linguaggio, come dire, per trasmettere sempre i nostri contenuti. A Verona invece con una mostra un po' simile a quella di Treviso con Filo Filò, no, sui ricami, molto preziosi, molto ricchi. Le attività che si stanno perdendo, insomma. Sì, lavori che si stanno perdendo e poi anche loro vengono da un percorso, sono un po' quelle che hanno cominciato per prime a Verona sulla medicina di genere. Quello che dicevo, questo è un altro dei temi che il coordinamento donne sia a livello nazionale che regionale è impegnato. Per quanto riguarda invece la provincia di Padova, anche qua c'è sempre un'iniziativa provinciale, abbiamo fatto una bella serata con un'attrice, Lucia Schierano, un'attrice padovana, cerchiamo sempre di fare spettacoli con donne, perché insomma proprio per i talenti di cui qualcuno parlava, no? Per far emergere quante artiste ci sono, no? come donne. Con Lucia Schierano che ha messo in scena Caterina, una strega del Cinquecento. Strega, donne, no? Anche questo è un altro tema che non riusciamo ad affrontare qua. Poi, siccome in ogni provincia e il tentativo proprio è quello di far crescere coordinamenti donne in ogni lega, e abbiamo visto per esempio Venezia quante realtà, quante ce ne sono, non in tutti i territori ancora siamo così avanti, comunque anche a Padova su 20 leghe abbiamo già 12 responsabili di coordinamenti di lega. Quindi daremo la parola un po' a loro per adesso sentire. a qualcuna magari che parla. Due o tre iniziative insomma un po' a livello. Perché ce ne sono di davvero interessanti. Allora, prima di dare la parola subito, esatto, allora Padova, giusto? Sì, allora io l'ho detto prima, sono la responsabile del coordinamento donne del Cittadellese, Alta Padovana. Prima di tutto vorrei dire evviva la diversità delle iniziative ma anche del modo di vedere e di pensare all'8 marzo. La compagna di Treviso prima diceva l'8 marzo è una commemorazione. Noi di Cittadella abbiamo detto per noi l'8 marzo non è una commemorazione ma deve essere un'occasione per affrontare questioni che ci riguardano come donne e come cittadine, per cui da alcuni anni affrontiamo questioni che vanno al di là delle donne pensionate. Per esempio, le dico, una bellissima iniziativa che abbiamo fatto è stata quella di dar voce a 12 donne immigrate del nostro territorio. Ognuna proveniva da un paese diverso e ha raccontato la sua esperienza di immigrazione, le motivazioni, eccetera, eccetera. Per non dilungarmi, l'altro anno abbiamo dato la parola alle donne e crisi, quindi hanno parlato le donne in cassa integrazione, disoccupate, come eccetera. Vivono questo? E questo perché noi dall'inizio abbiamo intanto tutti siamo consapevoli che negli incontri pubblici, quando si dà la parola al pubblico, in genere sono sempre i maschi che parlano. Allora abbiamo detto, prima di tutto, questioni che riguardano le donne e devono parlare le donne e le donne del territorio. Per cui le donne immigrate, le donne in crisi, quest'anno noi abbiamo pensato è un anno terribile.
crisi economica, crisi sociale. L'ennesimo anno terribile. L'ennesimo anno della crisi, facciamo una iniziativa dove le donne possano portare un contributo che ci aiuti a guardare con un po' più di speranza al futuro. Allora, abbiamo detto cosa possiamo fare. Abbiamo coinvolto 7 donne di 7 associazioni del territorio che operano nel sociale, nel territorio nostro, ma anche solidarietà, impegno in associazioni che operano a livello internazionale. E queste donne hanno portato la loro testimonianza ed è stato molto forte la testimonianza, perché c'erano donne che operano nel territorio e si occupano di donne, per dire la responsabile dell'Auser, e quindi le iniziative che fanno centro antiviolenza della donna, sì. Poi no, il centro le iniziative che fanno per le donne, per gli anziani, il telefono amico, eccetera. Un'altra associazione che si occupa di donne operate al seno, ecco. Quindi vari ambiti del altre sociale, associazioni invece che si occupano di progetti di solidarietà con paesi del terzo mondo. Questo per intanto far conoscere quanto anche nei nostri territori le donne sono impegnate nel sociale e quindi valorizzarle in qualche modo. E valorizzarle. Ecco, Chiedo la parola. Chi altro deve dire qualche cosa? Perché purtroppo il tempo vola, mi rendo conto. Prego. Sì, Lega Padova Est, noi abbiamo voluto invece enfatizzare proprio l'8 marzo come un momento non solo celebrativo, ma anche per ricordare appunto quali sono ancora le conquiste da fare e soprattutto quelle da non farci togliere, insomma. E l'abbiamo enfatizzato tenendo aperta la sede proprio domenica, è stata una bella cosa, l'abbiamo preparata facendo una piccola mostra con i nostri temi, i nostri argomenti, ma anche scegliendo delle poesie, delle frasi celebri. È stata un'iniziativa che ha avuto molto successo e molte visite, sì, molto successo di pubblico, anche bambini, famiglie. E ci ha fatto molto piacere. La seconda cosa che ci interessa molto è un'iniziativa che abbiamo iniziato proprio dal mese di marzo. Ogni giovedì ci troviamo per camminare sugli argini vicini. E qui diventa prevenzione. Esattamente, proprio con questo significato di mettere insieme salute fisica ma anche socialità, che insieme le due cose sono quelle che danno uno stile di vita che porta al benessere. E quindi anche questa è molto premiante, perché vengono moltissime persone e contiamo di, a questa sì, farla tutto l'anno. No, questa è bellissima, assolutamente. Prego, Vicenza. A Vicenza, dall'8 marzo dell'anno scorso all'8 marzo di quest'anno, abbiamo dedicato l'anno a riflettere e a lavorare sul femminicidio, sulla violenza in famiglia, e ci siamo appropriate del libro di Serena Dandini e ne abbiamo fatto teatro. Avevamo la nostra regista, noi attrici dilettanti, improvvisate, e l'abbiamo portato e abbiamo letto delle lettere di queste donne assassinate che dicevano come era andata veramente la storia e la loro esperienza. Questo vogliamo portarlo anche quest'anno nelle scuole, proprio perché... Allora si parlava di fattore educativo, quindi ritorna il tema. Deve essere una questione culturale, quella di il rispetto, l'educazione ai sentimenti, il controllo dell'aggressività, e se non attraverso le scuole e i giovani che devono imparare a vivere queste emozioni. Quindi porteremo questa iniziativa anche in delle scuole, le abbiamo contattate, stiamo aspettando delle risposte, vogliamo coinvolgere i ragazzi e le ragazze, ribadendo che il problema della violenza sulle donne è un problema dei maschi. Poi lo discutiamo insieme. Perfetto. Pavanna, per Treviso. Sì, ma mi volevo collegare al discorso di Treviso, perché effettivamente quando siamo partiti con questa mostra, diciamo che siamo partite in tono un po' basso, perché pensavamo che non riuscisse,
ma di trovare poche donne disponibili a esporre, poche donne capaci, artiste, così. E forse abbiamo un po' sbagliato, perché dovevamo partire in tono un po' più alto, perché quando abbiamo chiuso, abbiamo realizzato questa mostra, abbiamo visto che tantissime altre donne erano disposte a esporre. Là, avevamo talmente tanti oggetti, talmente tante cose, proprio oggetti, perché c'erano sì i lavori a tombolo, una cosa meravigliosa, difficilissima così, ma c'erano sculture, quadri, poesie, tantissime cose e tantissime donne che erano disposte a esporre. Noi siamo partite forse... E fate una mostra permanente, ma no? lo faremo, infatti la nostra idea è quella di fare qualcosa in più, perché in realtà, ecco, volevo solo collegarmi a un discorso per quanto riguarda, che diceva adesso Vicenza. Noi qualche anno fa abbiamo fatto un libro come donne dello SPI, abbiamo scritto un libro, ogni donna scriveva un po' la propria storia, o perlomeno una sintesi della propria storia. L'abbiamo presentata alle scuole medie, per cui non a scuole superiori, a scuole medie, e abbiamo avuto dei riscontri bellissimi con i ragazzi. Noi siamo andati a spiegare questo libro, prima abbiamo dato il libro, loro l'hanno letto, poi siamo andati a spiegare cosa intendavamo, ci siamo intanto accorti che tantissime... Io ad esempio ho parlato dell'UDI e la prima domanda che mi hanno fatto, mi hanno detto: ma UDI cosa vuol dire? Ma non solo SPI, cioè per noi era una cosa scontata, ma chiaramente per i giovani cos'è l'UDI? Non sapevano neanche che esistesse l'UDI. Per cui certe volte noi partiamo, come adesso, secondo me, quando presentiamo la giornata della donna, premesso che per noi l'8 marzo esiste 365 giorni l'anno, quando parliamo della giornata della donna, per noi ha un significato, per noi significa commemorazione o meno, però ha un significato. Perché parte da un background, per chi invece... Ecco, per chi parte, per una giovane, io sono convinta, se chiediamo a una ventenne l'8 marzo cos'è, magari una quarantenne dice l'occasione per andare a mangiare la pizza con le donne, perché qualche anno fa succedeva questo. Per una ventenne... no, ma infatti, ma è esatto... Forse dobbiamo anche noi farci, non dico un esame di coscienza, però cercare di spiegare qualcosa che per noi magari è scontato. Ma era quello che era un po' il discorso iniziale, io sono partita col discorso del passaggio del testimone e fattore educativo, perché altrimenti le iniziative vostre non si capiscono. Perché se noi partivamo con raccontare le iniziative, chi ci sta a ascoltare dice e che cos'è, ho capito, cioè anzi non ho capito niente, e invece è un discorso, lo faccio e faccio questo e adesso si spiega perché, perché voglio che quel qualcosa resti, che vada avanti, che sia un simbolo di in realtà tutto un impegno che magari, ed è quello il punto di domanda che magari potrebbe essere ripreso una prossima trasmissione, come si fa a portare avanti? Perché siete voi che avete a questo punto anche la responsabilità di dare il sì, però di fatto è questo, perché allora io vi chiedo, anche se siete sindacato pensionati, la rappresentanza sindacale che è stata messa in discussione nuovamente in questi giorni, poi domenica è stato detto no, non tocchiamo il sindacato, ma in realtà è stata messa in discussione, attenzione, riforma anche dei sindacati, dei patronati, eccetera. Ha ancora senso, oppure le nuove generazioni non sentono neanche più il senso di una rappresentanza sindacale? Perché si può arrivare anche addirittura a questo, dite addirittura, attenzione, perché giustamente, non mi ricordo chi l'ha detto, con le nuove forme lavorative i giovani non sentono neanche più l'esigenza di essere parte di... Ed è vero, perché se voi interpellate dei giovani di 20, 24, 25 anni, quelli fortunati che hanno trovato un lavoro, non sanno neanche che senso abbia il sindacato se non gli viene spiegato, non lo sentono perché non possono, se lavorano per un mese, 2 mesi, 5 giorni o a voucher, è difficile. Allora, torniamo a questo discorso, c'è qualcuno di voi che deve parlare? Assolutamente sì, dopo la pubblicità, pochi secondi poi torniamo con voi.